È un applauso di incoraggiamento. Sì, dovrebbero andare entrambi. Buonasera a tutti e a tutte. Si sente? Sì. Sì, Bene. sì, Perfetto. Diciamo una serie di frasi, di cosettine di rito, insomma, quindi ringraziamo il campeggio Norapolis e la cooperativa Sinistra perché anche quest'anno hanno permesso diciamo questo incontro, uno degli incontri introduttivi, le anteprime del Capodanno del Sos Poetas, che è uno dei festival storici della Sardegna che si svolge a Seneca a settembre, quest'anno dal 5 all'8 settembre. Come l'anno scorso una di queste anteprime ci ha fatto piacere portarla qui al campeggio Norapolis. L'anno scorso, per chi c'era magari non lo so, abbiamo presentato un libro di Marco Teramo sul turismo. E quest'anno invece anche in linea con la tematica che accompagna insomma le giornate del festival, che è il viaggio, gli itinerari di viaggio declinati in ambito poetico, letterario, fotografico, insomma, teatrale, ci è venuto in mente insomma di presentare questo libro di Giulio Piscitelli, che è qui, che è un fotografo e un reporter napoletano dell'agenzia Contrasto da alcuni anni, ha iniziato come freelance anche lui, ma poi ci racconterà un po' di storie. Presentiamo questo libro che si chiama Arraga, edito da Contrasto nel 2017, ed è un libro fotografico che ci racconta in qualche modo più di 10 anni di sia percorso personale di Giulio, del fotografo in questo caso, ma 10 anni di storia delle migrazioni, 10 anni di storia delle migrazioni attorno al Mediterraneo. Quindi noi faremo una presentazione che in realtà proveremo a declinarla come un piccolo viaggio che parte dalla città e dalla regione di Giulio, che è Napoli, che è la Campania, per circumnavigare il Mediterraneo, passando nelle coste del nord dell'Africa, attraversando la tuta, passandola per i conflitti siriani e le loro conseguenze, attraversando i Balcani e ritornando in qualche modo in Italia. Una serie di punti importanti, insomma, benché le tematiche migratorie sono decisamente tematiche cogenti, tematiche utilizzate spesso per raccontare fasi politiche complesse del nostro paese e non solo, immaginare questo lavoro che diciamo, è di circa 10 anni di storia ma che continua, poi Giulio anche qui ci racconterà un po' di sviluppi. Abbiamo 10 anni di storia dell'immigrazione ininterrotta che viene portata avanti in determinate maniere che vedremo attraverso le immagini e i racconti di viaggio di Giulio. 10 anni di storia che in qualche modo ci raccontano un pezzo della nostra civiltà o inciviltà, insomma, del nostro modo di affrontare quelle che sono le tematiche internazionali, insomma. Una serie di aneddoti, diciamo, con Giulio ci conosciamo da tanti anni, abbiamo studiato insieme all'università, insomma è un pezzo del percorso di questo libro, un pezzo del percorso iniziale, forse del lavoro di Giulio sul tema delle migrazioni, possiamo dire di averlo fatto insieme. Diciamo, abbiamo iniziato in Campania 2008-2009 a lavorare sul tema delle migrazioni, non so se vi ricordate tutte le tarantelle, come si dice a Napoli, di Castelvolturno, quindi la famosa strage di San Gennaro, quindi si inizia lì, potremmo dire, per poi approdare alle problematiche legate sempre all'immigrazione, ma che si incrociano con le tematiche del lavoro nella bassa Campania, dove si sviluppa tutto il reparto ortofrutticolo, sino ad arrivare a Rosarno, dove nel 2010, dopo numerosi anni silenti, come si sviluppa una sorta di rivolta popolare contro una vera e propria baraccopoli di migranti lì stagionali per la raccolta delle arance. Una storia che poi si sviluppa ancora con le rivoluzioni arabe, che ci porta a me e a Giulio in Tunisia, Libia, al confine, nei campi profughi, insomma un lungo viaggio, diciamo così. Io parlerò non tantissimo, quindi dialogherò un po' con Giulio, sfoglieremo le immagini e andremo, come dire, a raccontare alcuni pezzi salienti, faremo proprio questo giro nel Mediterraneo. Il libro è edito da Contrasto, come vi dicevo, e sarà disponibile in vendita durante il festival presso il nostro punto libreria, che è curato dalle librerie OMP Ubic di Macomer. Cosa altrettanto importante, noi il 6 apriamo la mostra di Giulio, sono più di 30 scatti
che raccontano insomma questo libro e questa esperienza, alcuni anche non presenti qui sul libro, quindi più recenti, e nei prossimi giorni daremo anche degli orari nel caso qualcuno di voi voglia fare una sorta di visita guidata, diciamo così, all'interno di questo viaggio. E niente, diciamo, lascio immediatamente la parola a Giulio con una domanda molto semplice, insomma, da dove partiamo per questo viaggio e qual è stato il tuo approccio verso questo tema, perché hai deciso come reporter, come fotografo, come giornalista di affrontare questo tema. Non spesso, cioè spesso succede così, questa è una piccola chiosa. Non per forza chi va a studiare questi temi, chi va a raccontare queste storie è perché lo fa solo e esclusivamente in chiave umanitaria. La chiave umanitaria è importantissima, è centrale per molti ma non per tutti. Moltissime persone iniziano a seguire queste storie perché sono pezzi reali di una contemporaneità, insomma, che è importante conoscere, quindi c'è un elemento anche personale di curiosità. Quindi non sempre l'assistenzialismo ci porta a raccontare queste storie. Non so se anche questo è l'elemento iniziale che poi ha spinto Giulio a trattare questo tema per numerosi anni. Non sono tanti fotografi che hanno realizzato lavori del genere, e un'ultima cosa, diciamo, Giulio è stato uno dei primi e tra i pochissimi fotografi che nel 2011, durante le rivoluzioni arabe, ha fatto la traversata dalla Tunisia sino ad arrivare a Lampedusa, imbarcato su uno di questi piccoli battelli che arrivano in Italia. Giulio, lascio la parola a te, insomma, in questo. Ok. Mi scuserete per la voce abbastanza otturata, purtroppo un paio di giorni fa mi sono beccato un bruttissimo raffreddore. Prima di ricollegarmi alla domanda di Luca, io vorrei incominciare in estemporanea, ci ho pensato in questo momento, di leggervi una parte dell'introduzione che è stata scritta per il mio libro da Alessandro Logrande, che è un giornalista, uno scrittore che si è occupato di questioni migratorie in maniera eccelsa e di cui ho avuto il grande piacere e la possibilità di entrare in contatto e chiedergli la possibilità di scrivere l'introduzione al mio libro. Purtroppo Alessandro ci ha lasciato qualche anno fa, è giovanissimo e molto molto in gamba. Si parte quindi dalla parola arraga di Alessandro Logrande, quelli che bruciano le frontiere. Questo significa il termine dialettale arraga: bruciare le frontiere, varcarle, attraversarle, rimbalzarle contro i muri eretti ai loro margini, eludere il controllo delle polizie, fidarsi di trafficanti che non si è mai visto prima e che spesso non parlano neanche la propria lingua, guardare il cielo stellato di notte e le ferite della terra di giorno e soprattutto, fare gruppo con tutti quelli che bruciano le frontiere insieme a te. Dietro la parola arraga, utilizzata soprattutto in Algeria, Tunisia e Marocco per indicare migranti che provano ad entrare in Europa, si cela la grande ferita del mondo contemporaneo. Si brucia, si consuma ciò che si sogna ardentemente. Si bruciano e si sognano le frontiere, e mai come oggi le frontiere vengono continuamente ridefinite. Mutano con il loro repentino mutare della storia, mutano con il mutare dei viaggi, di ciò che li sospinge e di ciò che li arresta, deviandoli verso nuove rotte. Questo ovviamente è l'inizio dell'introduzione di Alessandro, bellissima, che quando la lessi inizialmente io fui assolutamente commosso. Alessandro non ebbe la possibilità come me di seguire totalmente e in prima persona le rotte, ma le studiò, le immaginò, le focalizzò in parole perfettamente. E quindi buonasera, grazie di essere qui a tutti. Io mi occupo di questioni di attualità, sono un fotoreporter da circa 10 anni e oltre alla questione migratoria mi occupo appunto di attualità in genere, che possa essere la guerra in Siria fino anche alla caduta del governo italiano. Negli ultimi 10 anni mi sono occupato principalmente, a fasi alterne ovviamente, di questioni migratorie. E nel frattempo che vi parlo faccio partire lo slideshow che avete visto in parte prima, che è diciamo un sunto di quello che è il lavoro svolto in questi ultimi 10 anni. Come Luca accennava, io ho incominciato a seguire questo fenomeno perché avevo necessità di fotografare l'attualità
e nella città di Napoli una delle parti importanti dell'attualità era legata alla questione migratoria, quindi Castelvolturno, le tante persone che vivevano in strada. Questa cosa mi ha dato la possibilità nel tempo di cercare una tematica importante che mi facesse crescere come giornalista e come fotografo. E diciamo che il progetto a Raga, che inizialmente tra l'altro si chiamava From There to Here, cioè da lì a qui, è stata la mia scuola di fotografia, è stata la mia scuola di giornalismo, mi ha dato tutto il bagaglio, o in parte, una gran parte del bagaglio che mi ha formato come professionista di questo settore. Anche perché al di là delle grandi news, degli sbarchi a Lampedusa, degli tsunami umani di cui si parlava qualche tempo fa e delle fantomatiche invasioni che la politica ci presenta, in realtà la questione migratoria è una questione estremamente complessa che non si risolve nei semplici arrivi sulle coste italiane, non si risolve nei semplici campi profughi, ma è una questione molto articolata che ho valutato nel tempo andasse discussa, argomentata quanto più in maniera articolata possibile. Quindi partendo dal piccolo e dal vicino, che appunto erano Lampedusa, Rosarno, Castelvolturno, ho cercato poi a un certo punto di spingermi oltre i confini del nostro paese, cercando di allargare, di capire che cosa c'era prima di Lampedusa, che cosa c'era prima di Rosarno, scoprendo che c'era moltissime crisi, moltissimi drammi che vanno molto al di là di quello che noi normalmente viviamo, denunciamo o critichiamo nei confronti di chi cerca una nuova vita. Diciamo, prima di toccare alcuni punti magari più personali, la cosa diciamo che molti si chiedono è come si arriva in questi luoghi, cioè come arrivi a incontrare i migranti, come arrivi a attraversare il mare e arrivare cioè in un luogo ad esempio di crisi, come fai a sceglierlo, insomma la pratica del fotografo, cioè come si arriva a trattare questi temi, a trattarli in maniera così, io direi profonda, insomma, con un occhio anche estremamente umano, insomma, che guarda le persone, insomma, dando dignità fondamentalmente in maniera molto trasparente dal mio punto di vista rispetto a una difficoltà umana evidente. Come si arriva? Si arriva facendo il giornalista. Cioè una cosa che purtroppo, data la crisi del settore, diventa sempre più difficile, ovvero andando nei posti, stando attenti a quello che succede e ovviamente la tematica che si segue ti porta ad approfondire e a decidere di andare in un posto invece che un altro. Intendo dire, per esempio, la foto di questa ragazzina o di questo centro d'accoglienza che è in Bulgaria sono delle foto precedenti a quella che è stata la crisi balcanica del 2015, perché la crisi balcanica non è scoppiata da un momento all'altro, la crisi balcanica era già in corso 3 anni prima, quindi per chi sta seguendo questa tematica sapeva già benissimo che nei Balcani si potevano trovare delle storie importanti che raccontavano e avrebbero preceduto quello che poi sarebbe andato sulle prime pagine dei giornali. Quindi come si va in questi posti è semplicemente legato all'attenzione che i giornalisti, quelli che fanno anche approfondimento in particolare, che seguono l'attualità dando anche un occhio all'approfondimento, ci si arriva dando attenzione a tutto quello che sta intorno al clamore delle prime pagine, che attenzione sono sempre importanti, però dietro la prima pagina ci sono tutta una serie di storie che compongono quella che è poi la notizia. Quindi andare in Tunisia ad un campo profughi bisognava tenere nel 2011 noi tenemmo d'occhio quello che stava succedendo in Libia, ovvero nell'immediato
post bombardamento della NATO era ovvio che ai confini della Libia si sarebbe riversato una marea di gente. Quindi poi come ci vai di base fai un biglietto e vai, voglio dire. Certo, ovviamente questo poi dipende dalla tua disponibilità, da cosa decidi di fare, come approcciarti, nel senso che io sono una persona abbastanza lenta, quindi nel momento in cui decido di andare non amo correre sulla notizia, ma rimanerci dentro per un po', poter rapportarmi con le persone che sto fotografando e cercare di essere accettato. Più si entra poi nel privato della persona, più hai necessità di essere accettato e più sforzo tu dovrai fare per fare questa cosa. La cosa che ti volevo chiedere, da quando hai iniziato sino agli ultimi scatti che hai realizzato, dal tuo punto di vista ci sono stati dei cambiamenti strutturali rispetto a come il fenomeno migratorio viene visto, perlomeno qua in Italia, l'attenzione che la stampa dà, se è stata a fasi alterne o è stata secondo te continuativa, e soprattutto se sono stati periodi dove i flussi migratori sono cambiati anche rispetto alle nazionalità. Cioè abbiamo avuto periodi, hai avuto dei periodi in cui, diciamo, le persone che venivano fotografate provenivano più da determinati luoghi piuttosto che altri. I problemi principali erano la guerra, la fame, i cambiamenti climatici. Cioè qual era la fotografia interna del fenomeno? Il fenomeno migratorio è interessante ed è fondamentale ed è una spiegazione della nostra realtà, proprio perché cambia in base a quelli che sono i cambiamenti della società nella quale viviamo. Quindi ovviamente nel 2011 scoppia la guerra in Libia, un quantitativo di braccianti che lavorava in Libia scappa in Tunisia, cosa che ovviamente non è così adesso, perché chi è in Libia non proviene, non sono le stesse persone che erano in Libia precedentemente a lavorare, ma sono flussi migratori che vengono dall'Africa subsahariana, dove nel frattempo sono cambiate delle condizioni. Faccio l'esempio dei nigeriani, no? C'è una grossa problematica in Nigeria a causa in alcune regioni della Nigeria dove si è incattivito il fenomeno del terrorismo legato a Boko Haram. E quindi sì, certo, nel corso degli anni è stato necessario adattarsi a quelli che erano i flussi migratori, perché i flussi migratori ovviamente seguivano quelli che sono le crisi in atto. Cioè il flusso migratorio è null'altro che un campanello d'allarme, cioè che ti dice: guarda, se ci sono queste persone che stanno arrivando da qualche parte c'è un problema grave, perché altrimenti le persone non lasciano casa. Infatti, per chi ha un po' avuto a cuore le vicende che dal 2015 in poi sono appunto successe nei Balcani, nel 2015, per chi ricorda, si è parlato tantissimo di Lesbos, di Kos, tutte queste persone che arrivavano su questi barchini, su questi gommoni, su queste isole per arrivare dalla Turchia. Questo perché accade che dal 2012 in Siria c'è una delle guerre più brutali degli ultimi 40 anni, e dal 2012 una massa enorme di persone è scappata in Turchia senza avere la possibilità di lasciare il paese, un paese che di base non riconosceva lo status di rifugiato. Quando si sono abbassati i controlli, quindi nel 2015, hanno incominciato ad arrivare in massa queste persone. Ancora una volta ritorno su quello che vi dicevo, che appunto il flusso migratorio che noi nel 2015 abbiamo visto non era un flusso migratorio, cioè non era una cosa che esisteva di per sé, ma era un qualcosa che rappresentava ed era covato da tanto tempo, perché a un certo punto era come un bubbone che prima o poi sarebbe esploso. Solamente la comunità europea, che è stata cieca davanti al conflitto siriano, non poteva aspettarsi un flusso migratorio di quel genere, o quantomeno non poteva aspettarselo se non avesse fatto un qualcosa per rendere decente l'assistenza ai milioni di rifugiati siriani. La Turchia, diciamo, in quel periodo diventa una vera e propria frontiera, io direi quasi un tappo, e
l'Unione Europea si riavvicina tantissimo al governo turco, offrendogli numerosi milioni di euro, circa 20 milioni di euro complessivamente da gestire su 4 anni, per arginare il flusso migratorio proveniente dalla Turchia. Per come, diciamo così, il governo Erdogan ha imposta la sua politica, chi proveniva direttamente dalla Siria riusciva a ottenere una sorta di agevolazione da parte del governo turco, con un tentativo, come dire, di assimilazione forzata, non nuova alla storia della Turchia. Di conseguenza buona parte, come dire, della migrazione siriana, perlomeno middle class, veniva quasi acchiappata dal governo turco nelle grandi città come Istanbul o Ankara, e veniva sovvenzionata, venivano dati pacchi umanitari, insomma, a chi proveniva singolarmente dalla Siria. Chi proveniva da altri paesi come Iraq, o che là c'è il grosso problema, come dire, di chi proviene da compagini di origine curda, veniva invece preso e abbandonato totalmente. Tutte queste persone si riversavano solitamente nel sud-ovest della Turchia, nella zona di Bursa, insomma, le zone che si affacciano sul mare e che si affacciano verso la Grecia, e a momenti alterni, come dire, con commissioni forti aperte ai governi, polizie locali, smuggler, quindi trafficanti di esseri umani, chiamiamoli così, si aprivano queste frontiere, si organizzavano i viaggi, e in maniera, come dire, che poi magari andremo a vedere anche qualche altra fotografia, forse ce l'hai qua qualcuna degli arrivi a Lesbo. Sì. Arrivavano a Lesbo, moltissimi arrivavano, moltissimi non riescono ad arrivare e muoiono, come dire, in quel tratto di mare che è brevissimo sostanzialmente. Quindi un altro elemento secondo me interessante è, anche perché poi diciamo, appunto, io ho fatto un po' di cose con Giulio, e con le persone che si va a fotografare molto spesso si stava in un rapporto, quindi nasce un dialogo, nascono a volte spesso e volentieri delle amicizie o dei contatti che durano negli anni, e questo ti permette di farti raccontare le storie, e questo ti permette di farti capire anche attraverso i racconti di queste persone quanto sia complesso il loro viaggio, e quanto all'interno di questo percorso il tour operator sia composto da varie figure, non solo esclusivamente dal famoso trafficante di esseri umani che porta, prende, traghetta, fa come se fosse Caronte. Non è così, è molto più complessa la storia. Sì, no, in realtà, come tu sai, perché poi, come Luca vi diceva, una parte del lavoro, una parte importantissima che ha trasformato un lavoro di news nel progetto, che poi io vi invito a venire a vedere in mostra, perché ovviamente le foto non sono quelle che voi vedete qui, per nostra grandissima fortuna sono molto meglio, purtroppo la proiezione non dà onore a quello che è il lavoro fotografico. Un servizio di news a un certo punto è diventato un progetto fotografico, come vi dicevo, perché nel 2011 con Luca e degli altri amici decidiamo appunto di andare alla frontiera tunisina-libica, e in seguito a quello di cui parlavamo prima, cioè dei bombardamenti in Libia, la caduta di Gheddafi e via dicendo. E praticamente io ero più giovane, ero più fesso ed ero anche abbastanza più pazzo, e quindi parlando con un amico tunisino dico sarebbe interessante vedere come imbarcano le persone che si dirigono in Italia, perché chi se lo ricorda, il 2011 è il periodo dello tsunami umano, quello che Berlusconi ha chiamato lo tsunami umano, di gente che arrivava a Lampedusa, e quindi ero molto curioso di sapere come funzionava l'imbarco, cioè come saliva la gente sopra le barche per arrivare in Italia. E st'amico tunisino invece, io pensavo fosse una cosa irrealizzabile, invece st'amico tunisino mi dice aspetta un poco, parlo con un po' di persone, e questo praticamente mi dice ho trovato la persona adatta per te, dobbiamo andarci a parlare e vedere se vuole imbarcarti. La persona ovviamente era un contrabbandiere, ovvero era lui, il signore lì con il cappello, un tale che si chiamava Osama, o meglio per gli amici poi Obama, e questa persona in realtà organizzava appunto i viaggi per tunisini e libici che volevano arrivare in Italia, quindi io gli proposi apertamente, io ero un giornalista e volevo raccontare il viaggio, e lui mi dice ma tu ti vuoi imbarcare?
E io dico, non lo so. E dopo 2 giorni decido di sì, facendo un patto con lui che io avrei pagato quanto un migrante, non quanto un giornalista, perché ovviamente io non ero commissionato da un giornale, io ero da solo. E quindi praticamente mi ritrovai poi a viaggiare con un gruppo di circa 120 persone verso l'Italia. Questa esperienza, che sicuramente è stata una delle più importanti della mia vita, nonostante abbia avuto la fortuna di fotografare anche direttamente i conflitti di vario genere, altre situazioni importanti, ha formato profondamente quella che è il mio punto di vista sulla questione migratoria, perché dopo questo viaggio per me il contrabbandiere è sì una pessima persona, è sì un criminale, è sì uno che specula sulle vite degli altri, però come giornalista non posso non prendere in considerazione che se le persone potessero viaggiare in maniera legale, probabilmente il contrabbandiere non avrebbe motivo di esistere. Quindi questo ragionamento mi ha portato anche a guardare al fenomeno migratorio come un fenomeno che è strettamente legato a poi delle decisioni politiche che possono essere più o meno supportate. Ritorno sull'evento un attimo, perché quello che ti porta dall'incontrare il passer, quello dell'agenzia di viaggio, diciamo così, al momento dell'imbarco è anche quello un viaggio, un percorso lunghissimo. Non si esaurisce in pochi giorni raccontacelo tu, cioè nel senso ti porto io a raccontare questa cosa, perché ci sono alcuni passaggi, è come una partita a scacchi, insomma, quindi sì, in realtà con varie cose estremamente brutali, vari elementi estremamente umani secondo me anche, però è complesso, diciamo, è anche quello un mini tour. Sì, no, in realtà per me tra l'altro era la prima esperienza come reporter all'estero, io non avevo mai avuto, io sono di Napoli ovviamente, ho fatto la mia esperienza lavorativa con la Camorra, i morti di Camorra e via dicendo, però ovviamente non avevo mai avuto rapporti con un contrabbandiere di esseri umani, tra l'altro parlava tunisino, quindi avevo una certa difficoltà, però in pratica mi ritrovai con Luca in un campo profughi da 400.000 persone e da lì mi spostai in una piccolissima cittadina, Zarzis, dove questa persona mi incontrò e dove praticamente lui aveva una serie di piccole casette dove queste persone ovviamente aspettavano, e quindi io passai il resto degli 8 giorni dopo aver stipulato questa sorta di accordo con queste persone in attesa della partenza. Ma come diceva Luca, ovviamente non è che ok, paghi e parti, non è esattamente così, nel senso che anche nel nostro caso ci furono delle false partenze, perché ovviamente c'erano dei controlli, perché alcune persone erano venute meno e quindi il passer non era più disposto a far partire la barca perché gli venivano meno degli introiti. E una volta partiti ovviamente, nonostante la tratta Zarzis, cioè Tunisia a Lampedusa, è estremamente breve, assolutamente lontana anni luce dalla difficoltà e dalla pericolosità di un attraversamento del mare dalla Libia, però io comunque con questa barca che vedete, questa qui, praticamente questa è la fotografia fatta dalla parte alta della barca, la barca ci ha messo quasi 48 ore per arrivare a Lampedusa, fermandosi più volte, mettendo delle persone nel vano motore, perché dovevano in qualche modo tirar fuori l'acqua dal vano motore perché altrimenti saremmo affondati, e alla fine la barca non ci è arrivata a Lampedusa perché alle prime luci della mattina il motore ci saluta definitivamente, il che significa che la pompa di sentina di queste barche smette di tirar fuori acqua e incomincia a imbarcare acqua, il che significa che da là a poco tempo tu sei colato a picco. La fortuna mia, di riflesso di tutti e 120 passeggeri di questa barca, fu che a un certo punto il mio cellulare ricomincia a funzionare, prende la linea e io riesco a chiamare i carabinieri, che dopo una serie di discussioni per capire dove, che loro mi chiedevano dove ero e io dicevo guarda non lo so, siete voi che avete un radar, no? Dovrei essere Lampedusa, a meno che non è nella Sardegna, ma penso sia Lampedusa. Fortunatamente ci recuperarono. Questo, diciamo,
diciamo, questo episodio che adesso raccontato così è valore, che io in genere tendo anche a non raccontare, perché poi in realtà non è questo il motivo per il quale io mi sono imbarcato. Il motivo era perché volevo capire bene come funzionavano determinate dinamiche, però questa avventura è stato l'inizio di una visione più ampia sul fenomeno, che poi mi ha portato a raccontare quella che è l'attraversamento del deserto, quelle che sono le varie frontiere ai confini dell'Europa, quelle che sono la costruzione dei vari muri che gli stati occidentali, e in particolare in questo caso quelli europei, hanno deciso di utilizzare per arginare questi flussi migratori. Ci sono due enclave, lo diciamo perché sono passate alcune foto, ci sono due enclave spagnole, alcuni di voi lo sapranno sicuramente, in Marocco, che sono Ceuta e Melilla, che sono dei microfortini delle no free tax zone, dove in un attimo, come dire, attraversi un checkpoint e sei immediatamente in Spagna dal Marocco, e che anche quelli sono dei cul-de-sac per i migranti, sono la possibilità, senza varcare il mare, di poter raggiungere l'Europa saltando mura, anzi saltando due muri, certo, uno dietro l'altro. Sì, e queste sono alcune foto di... Questa per esempio è una foto dalla frontiera tra Melilla e Nador, che è il nord del Marocco, dove molti dei ragazzi subsahariani provenienti dal Camerun e via dicendo tentano di saltare questa frontiera, questa tripla recinzione alta 10 metri e lunga 43, nel tentativo di entrare in territorio europeo, chiedendo veramente poi accoglienza, chiedendo che possa avviare un processo burocratico per ottenere dei documenti. Ovviamente io tengo a dire, perché mi sono trovato in situazioni dove poi io non sono un attivista, io sono un giornalista, e quindi la mia volontà di raccontare questa cosa non era semplicemente per l'ingiustizia o il fatto che io sia pro scambi migratori, ma perché in Europa e in molti dei paesi occidentali c'è una problematica nella gestione di questi flussi migratori, cioè in pratica gli stati occidentali non vogliono vedere i poveri e quindi lì si attuano delle politiche per non vederli. Una di queste politiche per esempio sono i muri, e questo ragionamento, se io spingo le persone con le quali parlo ad ampliarlo ad altri emisferi, la stessa cosa accade in America. L'America non vuole prendersi la responsabilità della povertà che c'è al di là dell'America, creata dalla stessa America. Quindi io come giornalista nel tempo ho deciso di raccontare questa cosa, perché per me era un'ingiustizia, ma allo stesso tempo era una realtà, cioè quello che accadeva e che accade tuttora in Europa. Questo è uno dei confini, il confine naturale ovviamente è il Mediterraneo. Le foto che avete visto prima, per farvi capire, questo è la recinzione che vedevate prima, sono 45 chilometri di roba, una roba del genere. E la stessa cosa negli ultimi 9 anni l'intera Europa in realtà è stata recintata a causa della questione migratoria, non per questioni di sicurezza, per questioni migratorie. E quindi per me diventava fondamentale raccontare questo passaggio. Un altro dei passaggi a cui io tengo tanto, per esempio, è legata alla questione della gestione del fenomeno migratorio in Europa, che è rappresentata dai campi profughi informali come Calais, dove questo è l'esempio di come l'Europa in qualche modo non si è presa la responsabilità della gestione del fenomeno migratorio. Questo non è un campo profughi delle Nazioni Unite. Calais al nord della Francia, questo diciamo, è il nord della Francia. Faccia sulla mano. E come probabilmente il fenomeno migratorio poi veniva affrontato per esempio in Italia e in Europa, i centri detentivi. Questo è un centro detentivo che per esempio è in Italia, questo è il centro detentivo di Bari Palese. Quando ci parlano, io ero molto curioso di capire com'era il sistema accoglienza, ok? Il sistema accoglienza
ci hanno spiegato sì lo SPRAR, la prima accoglienza e via dicendo. Sì, ma cosa succede quando tu esci fuori dal sistema di accoglienza? Succede che di base tu non hai un documento e quindi tecnicamente devi essere respinto, benissimo. Però in realtà, dato che non verrai respinto e verrai messo invece non in quelli che sono i famosi hotel a 4 stelle, ma verrai messo in dei carceri, che sono questi, cioè che sono carceri veri e propri, però per reati amministrativi, cioè quindi tecnicamente vi dico questa cosa perché io queste cose le ho apprese veramente fotografandole, in qualche modo, come vi dicevo, è diventata la mia scuola, cioè io ho appreso che praticamente si può andare in carcere perché non hai la carta d'identità. Cioè perché di base quello è, voglio dire, cioè, tu non hai un documento di identità e vieni messo in casa e vieni messi là, e l'iter poi sarebbe che poi ti portano a casa tua. Così non è, perché in realtà poi quando sarai uscito da questo posto di base ti ritroverai in mezzo a una strada senza un documento e riparte tutto quanto il gioco dell'oca, dopo senza documenti, arrestato, messo dentro, un'altra volta fuori, e poi magari ti ritrovi a Rosarno a raccogliere le arance, o se invece sei uno che si è scocciato di raccogliere le arance si mette a fare il clandestino e campa di espedienti anche poco puliti. Tornando invece, mi riporti la foto, quella della barca, insomma è sempre emblematica. È un po' lontana, un po' lontanuccia, Luca. Ci ritorniamo. Eccola. Allora, un'osservazione, diciamo, faccio una domanda, no? In quel periodo io mi ricordo molte barche simili. Ora, barche del genere, cioè, diciamo così, in legno, io me le ricordo in quel periodo e gli anni addietro. Me le ricordo e le ho viste qui in Sardegna, soprattutto al sud della Sardegna, nella zona di Teulada, Portofino, arrivano periodicamente, sono piccoli barchini, massimo 15 persone auto-organizzate che arrivano. Vedo anche i sistemi di sicurezza non sono più come quelli che quasi danno oggi, quindi sono poca gente che indossa il giubbotto di salvataggio, come dire, all'apparenza, benché non sia sempre così, sembra una situazione più strutturata e tra virgolette più sicura. Il periodo che viviamo oggi invece, le fotografie che andiamo a vedere oggi, i barchini non ci sono più, i vecchi pescherecci non ci sono più, sono vecchi gommoni, tutte le persone hanno il giubbotto di salvataggio, c'è un'umanità quasi differente, c'è più, anche rispetto all'esperienza che mi ricordo io, c'è meno quella, perché è vero, come ci diceva anche Giulio, molti scappano perché le situazioni drammatiche della loro vita sono tantissime, quindi non è più sostenibile, quindi o vivere o morire, si prende e si parte. Però è anche vero che c'è stato un periodo, e questo non era un periodo tanto distante, dove la destabilizzazione del Nord Africa aveva spinto moltissimi ragazzi con la voglia proprio di cambiare vita o di andare a vedere un altro continente, a partire. Quindi la composizione, dico, anche di queste barche è differente. Poi tu hai fatto anche qualcosa recentemente, insomma, recentemente, tra i primi salvataggi in mare che sono stati le ultime tornate sulle navi, insomma, delle certo. ONG, quindi diciamo, mi interessava ragionare un po' sulla composizione, cioè questa umanità che da dove proviene, cioè che tipo di storia ha differenti rispetto a quelle del 2010, 2011, almeno. Beh, facciamo un passo indietro su quello che dicevamo prima, perché la cosa è legata a quella che è la società e come è cambiata. Ovviamente allo scoppio delle rivoluzioni arabe c'erano la gran parte dei giovani tunisini, libici, egiziani e via dicendo, che vedono cadere una serie di regimi e quindi vedono la possibilità di guardare in faccia quello che fino a quel momento avevano visto su YouTube, cioè cose che ci sta dall'altro lato del Mediterraneo. Quindi in tutti i modi possibili e immaginabili partono e quindi probabilmente dal 2011 al 2013 appunto in gran parte sono tunisini quelli che arrivano, tunisini, marocchini, egiziani e via dicendo. Ovviamente con il ricostituirsi di una serie di strutture politiche a partire dalla Tunisia, ovviamente i flussi diventano di meno e si incrementano i flussi migratori legati per esempio alle persone del nord dell'Africa subsahariana, quindi ghanesi, nigeriani e via dicendo. Questo perché, per quanto si siano ricostituiti tutta una serie di strutture politiche in Tunisia, in Libia mica tanto, perché comunque c'è una guerra aperta, molte delle persone dell'Africa subsahariana che lavoravano nei paesi dell'Africa dei paesi nordafricani si ritrovano in una situazione dove
hanno ancora meno diritti di quelli che avevano precedentemente, quindi riparte la necessità di rimettersi in viaggio, perché la Libia rispetto al 2011 per queste persone non è più un posto dove andare a trovare del lavoro, ma diventa un luogo di costrizione, e quindi cambia la formazione dei flussi migratori. Non sono più i locali nordafricani, ma sono quelli che erano già migranti in quei paesi ad avere la necessità di partire, motivo per il quale noi poi a partire dal 2013 incominciamo ad avere questo, ovvero migrazioni di persone provenienti dall'Africa subsahariana, che tengo a dire, ovviamente la problematica che noi viviamo nel Mediterraneo è una piccolissima parte di quella che è una problematica migratoria, che incomincia molto prima, soprattutto per queste persone, perché queste persone che sono sudanesi, eritrei e quant'altro, incomincia in paesi come per esempio il Sudan, paesi di provenienza dove in realtà non c'è nessun tipo di stato o nessun tipo di assistenza, o peggio c'è la guerra. Per chi è più ha più attenzione all'attualità saprà benissimo che in Sudan di recente c'è stato, a distanza di penso 40 anni, 30 anni, non mi ricordo, è caduto Bashir. Bashir è un presidente, un oligarca che ha tenuto sotto scacco il paese da anni, e il Sudan era uno degli hub, uno dei punti di partenza di gran parte della migrazione proveniente dal Corno d'Africa. Quindi nel 2000, questa è una novità assoluta. Infatti da questo momento, da quest'anno in poi, bisognerà poi vedere effettivamente che cosa starà succedendo a quella tratta che parte dal Sudan e dall'Eritrea e va verso la Libia. Vi dico questo per ricollegarmi anche un po' alle immagini che vi sto facendo vedere, perché per esempio le immagini nel deserto, questo è l'attraversamento del deserto del Sahara, delle persone che scappano dal Sudan e si dirigono verso la Libia, ed è una delle tratte meno conosciute ma più battute e più violente per i migranti che sono diretti verso il Nord Africa. Questo ancora per dirvi che quello che noi viviamo e quello su cui gli stati europei si battono e cadono e si risalgono i governi è una piccolissima parte di un fenomeno enorme, nel quale si investono enormi soldi, nel quale ci si gioca la geopolitica e le relazioni internazionali. L'Unione Europea fa l'accordo con la Turchia, si decide di costruire un blocco e in qualche modo, come dire, le persone si riorganizzano, insomma questo viaggio va fatto e va portato avanti, e quindi si apre quella che diciamo, anche lì parliamo di un fenomeno recente ma nemmeno più di tanto, che è la rotta balcanica, che come dire, attraversa vari paesi, parte dalla Turchia e può entrare fondamentalmente in tre nazioni che sono la Grecia, volendo la Macedonia, esagerando proprio, e la Bulgaria. Sì, e da lì si parte. Sì, beh, in realtà si parte da molto prima ancora, perché faccio un preambolo, ovviamente, cioè non voglio annoiarvi, però purtroppo la tematica non è delle più diciamo summertime. Ovviamente io mi occupo, come vi dicevo all'inizio della discussione, mi occupo di attualità, e quindi anche quando non stavo raccontando il fenomeno migratorio, come in questo caso queste foto che vi faccio vedere, anche quando io non stavo occupandomi strettamente di fenomeni migratori, mi ci imbattevo. Le foto che vi faccio vedere sono, diciamo, uno degli ultimi capitoli di questo progetto che vi sto facendo vedere. Questa è la presa di Mosul nel 2016 e 2017, come molti avranno seguito anche da pochi trafiletti di giornali. Mosul era la seconda città più importante, è la seconda città più importante dell'Iraq, e dal 2014 era diventato la capitale dello Stato islamico in Iraq. In seguito a quello che poi è lo sfacelo siriano, tra l'altro, perché lo Stato islamico viene alla ribalta con la guerra siriana. Quindi io ero in Iraq a fotografare la guerra,
fotografare i bombardamenti, e ovviamente nel momento in cui io mi ritrovo a fotografare una famiglia che viene evacuata dalla casa perché gli è finita un'autobomba dentro o perché gli è andato a finire un razzo nella casa, il mio pensiero automatico come giornalista è di ricollegare questa cosa, questa realtà, a una serie di immagini che io avevo fotografato precedentemente, ovvero, per farvi fare un salto immediato di immagini, a questo, ovvero la rotta balcanica di cui parlava Luca. La rotta balcanica, come vi dicevo, è una rotta che è attiva da oltre 15 anni, se non 20, per tutte le persone che ovviamente provengono da quel Medio Oriente legato alla Turchia, legato all'Iraq, legato alla Siria, legato all'Iran. Ovviamente con l'irrigidirsi, con l'inasprirsi di una serie di crisi umanitarie violente, gravi, come la Siria, come l'Iraq e come molti altri paesi di cui si parla poco, ma come lo stesso Afghanistan, un po' più lontano, dove probabilmente si è in guerra da 40 anni e dove il flusso migratorio di ragazzi afghani non si è mai fermato e non si ferma nemmeno ora, ovviamente va ad intensificarsi. Ovviamente i giornali ci tornano in maniera importante, però come giornalista io lavoravo per raccontare questo fenomeno migratorio che in realtà era sempre, in ogni caso, legato a delle questioni di attualità importantissime per quello che era tutto il nostro periodo di vita, per quello che è il nostro periodo di vita, voglio dire. Cioè la guerra in Iraq è una guerra che è incominciata con la caduta di Saddam Hussein. Dal 2003 l'Iraq non ha mai visto la pace vera, cioè la sicurezza, cioè non possiamo dire di pace, la sicurezza, motivo per il quale moltissimi iracheni continuano a scappare. E quindi, anche occupandomi di altre tematiche, se così vogliamo dire, io mi ritrovavo comunque a ricollegarmi a tematiche legate all'immigrazione. Per questo vi dicevo inizialmente, è sempre un campanello d'allarme, è sempre una luce che ti dice: guarda, stai vedendo il rifugiato, stai vedendo il migrante, poniti una domanda sul perché questa persona sta là. Per me è diventato una cosa assolutamente fondamentale. La rotta balcanica, cioè ovviamente dall'Iraq spesso passano direttamente in Turchia, oppure facevano la Siria col fine siriano e si entrava dentro, no? Mm-hmm. E poi partivi. Ora, qual è la bussola per questa rotta balcanica? A me è sempre simbolico, in tantissime di queste foto c'è un binario, no? Ora, mi ricordo, diciamo, ci sono varie storie, comunque negli anni 40, 30-40, il governo tedesco ha costruito tantissime linee ferroviarie che portavano fino al vicino Oriente, e quindi che ci danno, come dire, un doppio senso, uno del viaggio, e che questo spostamento di persone, di merci, di cose è sempre stato presente e che oggi in qualche modo si è bloccato. Quindi queste persone attraversano i binari, cioè i binari sono dei punti di riferimento, questi binari vuoti. Beh, i binari sono come delle frecce per l'autostrada, perché tu segui, cioè le persone che attraversano la rotta balcanica ovviamente non si vogliono fermare in Bulgaria, cioè perché si parte dall'assunto del fatto che queste persone sono molto informate su dove andare, voglio dire, cioè non è più la migrazione dell'italiano verso il nord Europa o verso Milano, dove dice wow, magari arriviamo a Milano e ci sta la nebbia, quella roba alla Totò, no, per niente. I giovani siriani che sono partiti dalla Siria non usavano nemmeno più l'utilizzo, non si affidavano nemmeno più ai contrabbandiere, ma al Google Map. Cioè hanno attraversato migliaia di chilometri a piedi sapendo come arrivare a Berlino con il Google Map. Quindi sapevano che spesso i binari dei treni erano probabilmente la direzione che ti portava verso nord, che ovviamente poi veniva bloccata da una frontiera se non un'altra, oppure poi venivano arrestati e quindi messi nei centri d'accoglienza, o magari ci stavano paesi che pur di sbarazzarsene mettevano a disposizione i treni speciali carichi di gente per
mandarli verso quanto più prima possibile verso il nord. E benché poi non sia il mare, la rotta balcanica è durissima, perché non solo è più lunga e dura di più e per buona parte viene fatta a piedi, il clima è terrificante, soprattutto se capiti durante i periodi invernali o autunnali. E sicuramente la cosa più difficile è che tu devi affrontare soprattutto eserciti, polizie, comitati organizzati antimigranti, e quindi tu ogni passo che fai hai una difficoltà, sembra giocare a Super Mario da un certo punto di vista, cioè non c'è un momento di serenità e di pace, quindi è una rotta molto complessa e di cui, come dire, al di là di qualche stima, non ne conosciamo nemmeno i numeri di chi. Beh, in realtà nel 2015 si sa che in seguito all'apertura della Germania, un po' per liberare una crisi che si stava incancrenendo, voglio dire, attraverso la rotta balcanica in 6 mesi sono passate 1 milione di persone a piedi. Questo però ovviamente non significa che la rotta balcanica poi sia esaurita, si sono create una serie di strutture di accoglienza più o meno funzionali dove si potevano incontrare realtà del genere. Vi faccio l'esempio, questa bambina è una ragazzina siriana che io incontro con la famiglia in un centro d'accoglienza in Bulgaria e la ragazzina nelle foto si vede, non si capisce bene, sono delle bruciature di 3° grado quelle che tiene questa ragazzina addosso, perché in Siria esplode un contenitore con della benzina e viene operata la buona e meglio, la madre scappa con la bambina in Turchia e poi praticamente la bambina non riesce più ad avere assistenza sanitaria, quindi sofferente questa madre porta la bambina con l'attraversamento dell'intera Turchia fino in Grecia e poi addirittura in Bulgaria, dove poi finalmente si fermano in attesa di uno status di rifugiato. E sì, la rotta balcanica continua tuttora ad essere molto difficile, molto pericolosa, anche perché dopo il 2015 molti dei paesi che vanno attraversati, come per esempio la Macedonia, come la Serbia, come l'Ungheria in particolare, sono degli stati ultranazionalisti che sulla battaglia ai migranti, non all'immigrazione irregolare, ma ai migranti, ne hanno fatto delle battaglie politiche e quindi chi decide di mettersi in marcia rischia gravemente per la propria incolumità, perché qua il problema non è semplicemente di prendere una persona e eventualmente rimpatriarla, qui si tratta che spesso si va incontro a delle violenze molto gravi, perché con la scusa dell'attraversamento di un confine paesi come l'Ungheria si sono macchiati di reati gravi contro la persona, pur di respingere queste persone, intendo dire violenze di ogni tipo sulla frontiera a uomini, donne e bambini. Tuttora per esempio in Bulgaria ci sono dei gruppi paramilitari a cui si affida lo Stato silentemente, che beccano le persone sulla frontiera, le picchiano in tutti i modi, gli rubano tutto da addosso e li rimandano indietro se gli va bene. Uno stato di cose, questa volta invece ti introduco io, ti do io la strada, perché poi altrimenti rimaniamo sulla rotta e io invece vorrei, tra virgolette, concludere con una tematica più legata a noi e più sull'attualità. Questa presenza per esempio di questi gruppi paramilitari, violenze contro lo straniero, che in realtà è straniero, il suo essere straniero è rappresentato dalla mancanza di diritti, che essere straniero significa non avere diritti praticamente, diritti non i famosi diritti dell'uomo, no, diritti civili. Il diritto civile significa anche andare a fare una denuncia alla caserma di polizia perché mi hanno derubato, per intenderci. Ed essere straniero significa avere meno diritti. Nel mio progetto, una parte importante del progetto che a fasi alterne io seguo è come si è evoluta la percezione verso i migranti di noi europei e come si stanno evolvendo le persone, come si sta evolvendo il fenomeno dei fenomeni di aggressione di tipo razziale, che per quanto se ne parli molto poco, ne parlavo prima con Luca, è un fenomeno
purtroppo in crescendo, non solo in Italia ovviamente. Diciamo così, ci sono una serie di storie sicuramente molto forti, che sono state storie da copertina, che sono state forse anche quelle nella loro estetica più cruente, ricordiamo quello Traini, piuttosto che alcune cose che sono finite sui giornali ma sono durate molto poco, sono le aggressioni a alcuni Sikh nella zona della piana del Basso Laziale, dove lavorano all'interno di fattorie e farm molto grosse nell'agroalimentare. Insomma, ci sono stati alcune storie più o meno forti, più o meno raccontate. Ce ne sono tantissime non raccontate che spesso vengono mascherate semplicemente come violenze, come reati normali, senza nessun tipo di aggravante. Io non è che sia come dire, mi piace tanto la giustizia, diciamo, però è inevitabile che nel momento in cui un determinato tipo di violenza che si perpetua nei confronti di determinate persone, perché in qualche modo le si ritiene inferiori, perché in qualche modo le si ritiene diverse, le si ritiene qualcos'altro, è un'aggressione razziale. Di questo, come dire, noi ci siamo cauterizzati tantissimo qua in Italia, quindi non avvertiamo quasi più questo diciamo questo aggravante, questo elemento che invece ne fa una differenza enorme. Alcune foto che adesso magari Giulio ci racconterà un po' la storia di questo ragazzo, è una delle tante, attenzione, però è una delle tante emblematiche, non ho raccontate poco, è la storia di un ragazzo a Castelvolturno che viene. Questa è una delle ultime. Io parto sempre da questo, perché questa parte qui, questa foto che voi vedete qui, non la troverete nel libro, perché queste foto sono una parte del progetto che io sto svolgendo in quest'anno. Nel libro però troverete questa foto. Questo ragazzo è un ragazzo sudanese che si chiama Mohamed Mekki, è un sudanese, ha 33 anni, e questo ragazzo l'ho incontrato ad Atene. E le cicatrici che vedete sulla sua schiena gli sono state procurate da un pestaggio in strada riconducibile ai gruppi di estrema destra di Alba Dorata e via dicendo, ovvero quelli che noi chiamiamo i vari Casa Pound e bla 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 bla. Perché è importante per me raccontare questa parte del fenomeno migratorio? Perché questa è una parte della storia sulla migrazione, cioè, ovvero come l'Europa parla a queste persone. Questo ragazzo, perché vi parlavo di diritti, questo ragazzo era ad Atene oramai da 3 anni senza un documento, perché lo Stato deve sapere che se in Italia stiamo inguaiati nella gestione burocratica dei permessi di soggiorno e via dicendo, in Grecia è molto peggio. Quindi questa persona era sul territorio greco oramai da 3 anni, aveva a livello per il diritto internazionale aveva tutto il diritto per ottenere dei documenti regolari per avviare una vita decente. Ma il governo di Atene continuava ad essere molto lento nella gestione dei suoi processi burocratici, lui come tanti altri. Succede quindi che Hassan viene brutalmente pestato in strada e un tassista lo prende in strada, lo carica in macchina e lo lascia sanguinante all'ingresso dell'ospedale, perché, piccola parentesi, lo Stato greco in quel periodo aveva incentivato delle pene pecuniarie anche nei confronti di chi dava una mano a un clandestino e anche ai dottori che curavano gente senza documenti. Quindi praticamente i dottori all'ospedale lo cuciono alla buona e meglio e lo rilasciano in strada. Ovviamente penso che ognuno di noi che avesse subito una violenza del genere, la prima cosa che si va alla polizia e si va a denunciare una cosa del genere. Ovviamente non lui, perché Hassan non ha i documenti, cioè Hassan non è una persona che ha diritti civili, non ha diritto di lamentarsi e addirittura avrebbe rischiato la deportazione in Sudan presentandosi a un corpo di polizia, o se non la deportazione perché lo Stato greco non aveva i soldi, quantomeno si doveva fare 5 mesi in carcere perché non aveva i documenti. E per me questa era una vergogna enorme
come cittadino europeo, cioè che questo potesse accadere. E questo succede anche in Italia, succede in Germania in realtà, succedono in molti dei paesi europei che hanno una burocrazia molto pesante sulla gestione dei flussi migratori, che hanno difficoltà nel dare dei documenti regolari e di rendere queste persone da migrante a cittadino, cioè che non è una stupidaggine. Cioè essere un cittadino, il diritto di cittadinanza non è semplicemente quello su cui si batte il PD o Forza Italia, cioè avere un diritto significa avere anche dei doveri, cioè non è una frase fatta, è così. E questa cosa, la questione delle violenze contro gli stranieri o contro i cittadini che hanno meno diritti è una parte integrante di questo progetto che io nel frattempo porto avanti, perché negli anni ovviamente di tot in tot mi ci imbatto automaticamente come giornalista, perché apri la pagina del giornale e ti ritrovi davanti a una notizia nuova legata a questa tematica. È successo 1 anno e mezzo fa a Rosarno, dove praticamente una persona che raccoglieva le arance, prendendo un pezzo di lamiere da una fabbrica abbandonato per farsi la baracca, è stato sparato da un tizio che arrogava diritti su quello spazio, e il ragazzo è morto. Ne sono successi molti altri, voglio dire, di queste situazioni. Una delle cose che è stata più vicino a me, come spesso succede, come anche è partito questo mio progetto, è stata la storia di Jerry. Jerry è questo ragazzo che vedo sulla sedia a rotelle, che in questa foto che ho scelto in questa selezione è ripreso durante una delle ultime sedute che ci sono state al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Questo ragazzo, che è 35enne, chiedo scusa, è in Italia da circa 15 anni, se non di più, no, una decina d'anni, chiedo scusa, e vive a Castelvolturno. Per chi non lo sapesse, Castelvolturno è un centro molto famoso per la presenza di una grossa comunità africana e via dicendo, ed era uno dei tanti lavoratori a nero che si inventava il lavoro alla giornata. Succede che Jerry a un certo punto del ritorno al lavoro si trova sull'autobus e decide di alzarsi dal posto dove era seduto per far sedere una signora incinta. Immediatamente la signora si siede e un signore italiano incomincia a insultare entrambi, anche la signora era una signora africana, insultare entrambi dicendo: questi qua si prendono i nostri posti, tornate nel vostro paese e via dicendo. Il ragazzo ovviamente si allontana dalla situazione vedendosi approssimare la sua fermata. Quando il pullman si ferma e apre le porte, questo signore decide di aggredire questo ragazzo con calci e pugni, facendolo cadere dall'autobus e continuando a pestarlo fuori dall'autobus. Alla fine Jerry è rimasto paraplegico. E tuttora il processo è in corso. Parlando con Hilary Sedou, che è il suo avvocato, una delle problematiche al quale si andrà incontro con questo processo, perché questa persona sarà sicuramente incriminata per violenza, il problema è che probabilmente sarà molto difficile che il processo possa evidenziare come quella sia una violenza, come sia un crimine a sfondo razziale, che, pensateci, è fondamentale in una storia del genere. Nel frattempo vi mando per concludere un po' questo discorso, vi mando in slide il lavoro che sto facendo in questo momento su questa persona. Quindi raccontare quello che è diventata una parte dell'Europa nei confronti dello straniero, dei diritti che queste persone non hanno, va oramai oltre quello che è il lavoro sulle rotte, perché le rotte continuano a modificarsi ma resteranno rotte. Il problema adesso è raccontare come l'Europa, l'Italia e via dicendo, e i paesi occidentali che hanno a che fare con questioni migratorie decidono di affrontare questa tematica, se ghettizzare queste persone
mantenendole sempre in uno stato di non cittadini, o renderli parte di una società e quindi dando a queste persone sia diritti e sia doveri. E andiamo verso la conclusione. Volevo sapere se c'era qualche domanda dal pubblico. 3, 2, 1. Ok. No, io mi avvierei verso la conclusione. Abbiamo fatto questo appuntamento di circa un'ora e un quarto, insomma. E io ho due parole sicuramente sul lavoro di Giulio e sul libro e sulla mostra. Ovviamente non perché è un amico, ve l'assicuro, ma penso che sia uno dei lavori più importanti su questo tema che sono stati realizzati in Europa. A Raga il lavoro di Giulio ci lascia uno spaccato importantissimo, è un lavoro che è storia, quindi è un lavoro che ci racconta del passato, che ci racconta però anche del presente e del futuro, quindi è non è solo una semplice testimonianza, ma è un elemento didattico importantissimo che racconta un pezzo della nostra società, un pezzo del nostro tempo. Con tutta la crudezza di questi eventi, tutta la crudezza di queste storie, insomma, ma rilasciando secondo me tantissima umanità, quindi gli scatti di Giulio, che spero veniate a vedere la prossima settimana al festival, danno tantissimo, e quindi lo ringrazio di essere qui. Ringrazio a voi, di nuovo il campeggio Nurapolis, e ci vediamo a Seneghe dal 5 all'8 settembre. Abbiamo ancora 2 anteprime, quante sono? 3 anteprime, una domani, una gara a poesia, un'altra anteprima il 1 settembre dove ripercorreremo la storia di una rivista di poesia e letteratura storica della Sardegna che è Sischiglia. Il 4, il giorno prima, insomma, dell'inizio del festival, insieme a Nino Iorfino e Lidia Rivello di Radio Rai 3, presenteremo un lavoro di Nino sul Festival di Poesia di Castel Porziano, una bellissima installazione sonora che ci riporta al 1979 e a quei giorni, insomma, dove la poesia l'ha fatta da padrona. E poi iniziamo subito col festival, e dal 6 c'è la possibilità, insomma, di venire a visionare presso i locali di Casa Addis o Domo dessa Poesia a Seneghe la mostra di Giulio, con numerosi scatti, insomma, che raccontano il libro e qualcos'altro, anche qualche storia un po' più degli ultimi periodi. Come vi dicevo all'inizio, nei prossimi giorni, come dire, inizieremo a diffondere l'appuntamenti con l'autore, quindi un appuntamento con Giulio, 2 o 3 appuntamenti nei 3 giorni del 4 giorni del festival, dove è possibile fare questo percorso insieme a lui, in modo da entrare magari anche più in maniera intima in ogni fotografia. Vi ringrazio ancora e buona cena. Grazie a tutti.